chiamano a moderare questa serata di cui io ignoravo praticamente tutto. È una serata sulla nostalgia. Entro in questo teatro, ci sono 150 persone. Alla mia sinistra c'è un signore che si chiama Luciano Lutring, conosciuto meglio come il solista del Meat. E a fianco, invece, alla mia destra c'erano altri due reduci. Uno era Ciappina e l'altro era Giasmondo, ovvero la mente e il braccio destro della rapina di Via Osoppo. E questi uomini raccontavano delle loro prodezze, da una parte Lutering, dalla parte questi qui di Via Osoppo. Io ascoltavo affascinato. Mentre a Milano erano tutti impazziti a cercare di questi ladri, c'erano tutti i poliziotti in giro, e loro erano una cortina che si leggevano i giornali del pomeriggio e si godevano la bella vita con i soldi. Quindi io ho detto, ma come mai una storia così non l'hanno mai raccontata? Frank Coppola ha detto 3 dita perché 2 le aveva lasciate in una cassaforte prima di scappare.